Saranno 1.348 i nuovi assunti nella regione siciliana tra dirigenza e comparto che dal 2025 al 2027 andranno ad integrare le fila dell'organico dell'amministrazione svuotato negli ultimi anni dai pensionamenti e dal blocco delle assunzioni. Di questi 632 saranno assunti nell'anno in corso, 345 entro il 2026 e 371 nel 2027. E quanto previsto dal piano integrato di attività e organizzazione della regione per il triennio 25-27 approvato dalla giunta regionale ieri pomeriggio. Il mio governo, afferma il governatore Schifani, intende rinnovare l'organico puntando sulla meritocrazia attraverso nuovi concorsi per reclutare personale giovane e competente. Nel dettaglio, per il 2025 il piano prevede il reclutamento di 140 dirigenti e 280 funzionari di vari profili. A questi si aggiungono 12 procedure di stabilizzazione e infine il concorso per il potenziamento dei centri regionali per l'impiego con l'assunzione di 200 funzionari con vari profili. Sempre quest'anno, con l'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro, saranno effettuate inoltre 800 progressioni verticali in deroga. Per il 2026 invece è previsto il reclutamento di 35 dirigenti, mentre per il comparto si prevede l'assunzione di 300 dipendenti, 2 stabilizzazioni e 8 assunzioni obbligatorie. Saranno 118 le progressioni tra le categorie e nel 2027 saranno previste 79 assunzioni di dirigenti con un nuovo bando, 290 nel comparto, di cui 90 funzionari e 200 assistenti e 2 assunzioni obbligatorie. Saranno effettuate infine altre 100 progressioni tra categorie.